1944 anche nella città di Savona. In questo quadro di violenza si colloca anche la fucilazione dopo brutali torture il 24 agosto del 1944 di Clelia Corradini, responsabile del gruppo di difesa della donna di Vado Ligure. Ero un giovane scherzoso, sempre pronto alla battuta. Ricordo che Leone mi ha chiamato da parte, mi ha preso per le braccia e mi ha detto: guarda, devi farti forza. Nella nostra lotta paghiamo di persona, pagano i nostri familiari. Cioè oggi sei uno di quelli colpiti. Mi hanno abbracciato, mi hanno dato la lettera e mi sono allontanato dall'accampamento. Non so quanto ci ho messo a leggerla perché le lacrime. Stava giù che mitragliava, io ero sdraiata così vicino al monte. La libertà va difesa con coraggio. E aver mantenuto la pace in Italia fino adesso vuol dire tanto, Ai monti sono andato quasi subito, dopo l'8 settembre. Voci della memoria. Volti. C'era la corrispondenza con la montagna, perché allora si erano cominciati a formare i nuclei partigiani. Storie dei testimoni di una delle pagine più affascinanti della nostra storia. Abbiamo pensato, e credo che abbiamo fatto bene, che per riscattare anche una sorta di vita meschina di tutti i giorni bisognava fare qualcosa di insolito. Storie di uomini. Io mi sono impossessato di 13 moschetti, 4 mitra, un centinaio di caricatori e l'ho portati nel bosco, nascosti. Non abbiamo preso le armi con il gusto folle di andarsi a divertire o di massacrare qualcuno. La battaglia di Buto e la battaglia di San Benedetto. Una volta ne hanno preso un ragazzo, un giovane di 18-19 anni, e l'hanno legato alla coda ad un cavallo e l'hanno trascinato per tutto Carrara. E di notte, ogni tanto, di notte si sentivano queste porte aprirsi perché venivano presi gli ostaggi, venivano presi i partigiani e uccisi. Donne. Tutte le donne della montagna che sono tutte partigiane, per conto mio sono tutte partigiane. Ce ne sono una infinità di donne che hanno fatto la resistenza anche ai monti. Non se ne parla, non si dice niente. Erano quelle che non erano sussidiarie per dire che venivano dopo, erano ugualmente importanti come il combattente partigiano. Io andavo facevo anche la spola giù in città per prendere il materiale, per avvertire, per prendere gli ordini. Allora non capivamo la importanza della presenza della Seghetini come di altre donne. Inizialmente c'erano sempre quelle, non so, quelle credenze così, che la donna deve stare in casa, che la donna, sai, poi dopo invece le donne sono emerse davvero. Avevano vinto un orgoglio stupido e un falso pudore, e che erano già un elemento rinnovatore della società per il dopo della guerra.
marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir, il tuo nome di battaglia era Pinin ed io ero Sandokan. Eravamo tutti pronti a morire. Per primo vorrei iniziare a ringraziare tutti voi presenti qua, siamo tanti e questo tanti delle associazioni, delle società di mutuo soccorso, i rappresentanti dei partiti e il centro Marinai che ci ha fornito della corrente per rendere tutto questo possibile. Ovviamente poi con le associazioni io nominerei proprio l'Avis, la Croce Rossa, il VAB, gli alpini che grazie a loro la di gola, ma si è sentito benissimo. E come ha ricordato Piera, è stato un anno intenso di grande attività, perché ha ragione, quando si coltiva un cammino insieme e quando si investono risorse importanti anche in servizi educativi, la ludoteca, un servizio comunale che però ha un'impronta ben precisa, che è quella di sostenere delle azioni positive per i nostri ragazzi, affinché non solo conoscano, ma creino all'interno delle loro menti la cultura di quello che è stato. E quindi mi rivolgo a tutti con un caloroso saluto a nome di tutta l'amministrazione, saluto tutte le rappresentanze civili, militari, religiose, saluto tutta la comunità che è qui, saluto il partigiano Tuono e un caro saluto va al partigiano G e questo è il nostro momento di raccoglimento, di riflessione proprio vicino a questo monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre, negli archivi fotografici del comune e in molte pubblicazioni, poiché ogni anno è intorno a un'opera monumentale che rappresenta una porzione del movimento culturale vadese che si rinnova di un popolo aperto al mondo, che sarà saputo mischiare e amalgamare persone che sono arrivate a Vado Ligure da regioni diverse. Sono onorato di poter partecipare a questa celebrazione per me molto importante. Sono un partigiano e pertanto ritengo che momenti come questo siano fondamentali per ricordare i valori profondi di democrazia e libertà su cui la lotta di liberazione si è fondata. Il pensiero va a tutti, i nostri compagni e compagne caduti per difendere la giusta causa, di cui resta sempre viva la memoria. Essi ci hanno lasciato in eredità. Grazie a te, Giuseppe. Grazie. Io vi porto i saluti all'amministrazione comunale, alla signora Sindaco e alla Giunta e a tutto il popolo di Vado di Umberto Voltolina, cognato di Sandro Pertini, presidente della Fondazione Pertini. Questa mattina l'ho sentito e mi ha pregato espressamente di salutarvi. Sandro Pertini era molto legato a Vado Ligure e per diversi motivi. Qualcuno ricorderà negli anni 50, 60, è venuto tante volte a parlare sulla piazza di Vado Ligure. Proprio dal faro di Porto Vado, nella serata dell'11 dicembre del 26, giornate di racconti. Io vi ringrazio, direi che qua concludiamo le nostre celebrazioni, magari la banda che ringraziamo ci magari
lo avrai. Camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne, che per 2 inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto, giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Buon 25 aprile a tutti.